Dario Nelli nasce a Trieste e vive a Melbourne. Dal 73 all'84 una serie di esperienze professionali presso la Philips a Melbourne in Australia, poi presso Arte Carta a Trieste e poi di nuovo a Melbourne presso la Craig & Seeley, la Ford Motor Company e la Hospital Benefits Association. Dall'84 ad oggi si dedica al giornalismo e lavora presso il Globo a Melbourne. Inizia come cronista sportivo, poi diventa responsabile della sezione cronache statali e commentatore politico sulla rete radiofonica nazionale SBS. Dall'89 al 2006 è vice direttore del Globo. Dall'aprile 2006 è direttore del Globo. Dal novembre 2006 è direttore del gruppo editoriale Il Globo La Fiamma. Dal 94 collabora regolarmente con commenti sulla politica italiana e australiana, con l'emittente radiofonica nazionale Rete Italia ed occasionalmente con l'ANSA e Rai International. Il 2 aprile 2009 gli è stata conferita dal Presidente della Repubblica Napolitano l'onorificenza di commendatore. La motivazione è la seguente: per aver svolto per molti anni e da ultimo come direttore del principale organo della stampa italiana in Australia del gruppo editoriale Il Globo, un'attività giornalistica di grande utilità per gli italiani in Australia, con particolare riguardo ai giuliani, fornendo quotidianamente un'informazione accurata e altamente professionale sugli avvenimenti dell'Australia e dell'Italia e conservando immutati sentimenti di forte attaccamento alla sua terra.